teoria del rimbalzo elastico sostiene che le placche terrestri sono costantemente sottoposte a degli sforzi da parte del mantello sottostante. Si spezza, si spezza, si spezza. Le placche terrestri si muovono e sono gli stessi passi di cui ha bisogno la scienza. La rappresentazione migliore dei loro movimenti è l'acustica. I sismi, come un eco, ci sussurrano. Ora vi chiederete perché il Friuli è la zona più sismica dell'intera catena alpina. Ecco, il Friuli più o meno è qua. O meglio, l'intersezione di queste due faglie, di queste due famiglie di faglie, è più o meno nel bacino di Bovec, di Bokin. Noi siamo esattamente qua. Questa compressione, ovvero la compressione alpina, è ancora attiva. Tant'è vero che il Friuli si avvicina all'Austria di 1-2 millimetri all'anno. E questa è una bella cosa, no? Perché a volte la tettonica un po' anche, come dire, unisce le placche, ma anche i popoli. Cosa accadrà in futuro? Beh, se continuassimo il moto delle placche per quello che lo stiamo misurando oggigiorno, un supercontinente assieme. Che poi c'è sta storia, no? Ma tanto voi la sapete. Dai, quella storia che lega l'evoluzione geologica con l'evoluzione del genere umano, no? Vabbè, siamo in Africa. Più o meno 35 milioni di anni fa e inizia ad aprirsi la Rift Valley, quindi una faglia distensiva che lentamente, terremoto dopo terremoto, allontana due placche. Perché alla fine dei conti, la Terra è praticamente come un uovo. Prendi un uovo sodo, no? C'è il nucleo che è il tuorlo, con 5.000-6.000 gradi, ferro, nickel che scaldano tutto quanto. Poi sopra c'è l'albume, quindi il mantello, questo budinone viscoplastico che si muove e sopra infine c'è questa sottile crosticina che costantemente si muove, si stressa, si spezza, che è tutta divisa in tante piccole placche. Ed è praticamente come se fossimo su un lago ghiacciato. Quindi ti muovi da una placca all'altra e queste placche di ghiaccio si scontrano, si muovono, si toccano. In altre parole, è evitabile un terremoto? No. È prevedibile? Non proprio. Possiamo dire dove avverranno, ma non quando. È evitabile che la casa che abitiamo ci crolli addosso? Sì. Abbiamo tutti i mezzi geologici, sismologici, ingegneristici per evitare che questo accada. Ecco, quello che forse manca, diciamo quello che oggi a noi in Italia manca è... Ma tanto voi già lo sapete cosa ci manca.